L'esito, insomma, che ci hanno già annunciato è stato assolutamente di linearità. È stato detto qualcosa a livello, diciamo così, perché erano presenti anche i NAS, ma coinvolti e penso di poter dire, ma non avevo dubbi, che non c'è nessun particolare problema. Quindi in questo caso c'è stata una fuga in avanti, non sempre tante bare, che è una cosa triste da vedere, vuol dire qualcosa che non funziona. Questi i primi risultati dell'ispezione ministeriale di ieri pomeriggio all'ospedale di Montebelluna. 2 ore di controlli da parte di una decina di funzionari venuti appositamente da Roma dopo la denuncia di lunedì scorso da parte del locale Partito Democratico sulla carenza di dispositivi di protezione, ma soprattutto sulla mancanza di medici e personale sanitario all'interno dei reparti del San Valentino. Un'ispezione vista positivamente dalla Regione. Siccome la leggenda ormai la dà, qua combattiamo tutti i giorni contro le stupidate che si sentono dire, no, che le terapie intensive non esistono, che i malati non vengono caricati perché vengono portati direttamente ai pronto soccorsi, non entrano, che poi ci sono delle persone che vengono portate a morire in particolari luoghi degli ospedali. Tutte queste robe che ci sono degli ospedali tipo Montebelluna pieno di bar. Per fortuna ieri c'è stata l'ispezione. Vi dirò anche che c'era la possibilità di far entrare nel collegio ispettivo un membro dell'ULSS, io ho detto di no. Nel senso che è giusto che la commissione mandata dal ministro sia autorevolmente indipendente. Ispettori che hanno ottenuto ciò che cercavano. Credo che abbiamo dato tutte le spiegazioni e quindi credo che tutto andrà per il meglio. Penso di poter dire che è la riprova che qui la sanità funziona. Un risultato al momento solo annunciato, ora si attendono gli esiti definitivi. Attendiamo anche la relazione, io spero che non arrivi al 30° giorno come da legge, ma che arrivi nel giro di 2 o 3 giorni, in modo tale che i cittadini vedranno se aveva ragione il direttore generale Benazzi e gli operatori o chi ha fatto le denunce.